Mi stupirei se il vice premier nazionale venisse a Treviso e dicesse no, lasciamo Fratelli d'Italia primo partito. Benissimo che Salvini pungoli le sue truppe per avere un risultato straordinario della Lega, noi facciamo la stessa cosa con i nostri rappresentanti politici e alla fine la somma, come diceva Totò, farà sicuramente un bel totale. Sceglie la via della diplomazia il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo, anche se nessuno a 3 giorni dal voto si nasconde dietro al classico dito. In politica alla fine contano le percentuali e così a Treviso arriva il big Giovanni Donzelli, braccio operativo di Meloni sui territori. Noi chiederemo come sempre la responsabilità che ci danno i cittadini e quindi in base ai voti che prenderemo chiederemo gli spazi che saranno dati dai cittadini, ma per governare bene questa città tutti insieme con serenità. Non ci saranno strappi, non ci saranno forzature. Quanto ai contenuti, sostegno alle famiglie meno abbienti, semplificazioni alle imprese, mobilità. Una su tutte è la valorizzazione della città che oggi è ingolfata e ha una carenza di parcheggi e su questo noi siamo allineatissimi con la linea di Conte sul Park Vittoria e sul mettere di nuovo la città a disposizione dei cittadini facilitandone l'accesso. Passione, coraggio, lealtà, dignità e rispetto, quindi per noi questi sono i nostri punti cardini. Anche noi consiglieri regionali abbiamo bisogno di input dai nostri amministratori comunali e di conseguenza siamo anche il giusto legame con chi oggi è in Parlamento e al governo. Nel giovedì che precede il voto a serrare le file è anche Forza Italia che inaugura la nuova sede in via Maninna con Alessandro Cattaneo, vice coordinatore nazionale del partito. Il ruolo dei moderati è importante sia dal livello nazionale che a livello locale. Moderati non vuol dire però che, come dire, non ci facciamo sentire e quindi le nostre idee sono a disposizione della città sulle tematiche di sicurezza, sulle tematiche anche di infrastrutture, penso al tema dei parcheggi, arrivando ho dovuto fare un po' di giri e qua Forza Italia ha persone di grande valore, passione, che sono gli ingredienti giusti per avere un bel consenso e poter vincere queste elezioni con una bella affermazione della nostra lista.